è stata nei primi anni 90 come deposito chiaramente di munizioni per armi leggere, dopodiché da quel tempo la polveriera è stata abbandonata e attualmente oggetto del degrado, insomma, derivante dal passare del tempo. La volontà del comune di Travesio è quella di acquistare o di acquisire in altra maniera il bene per poter dare un utilizzo economico a vantaggio di tutto il territorio delle nostre comunità. Diciamo che il bene è situato in una zona di Travesio che sia abbastanza coperta, però in una zona che può essere utilizzata per diversi sviluppi di natura economica. Abbiamo avuto in questi anni, in particolare negli ultimi 2 anni, interessamenti anche forti di imprenditori che avevano individuato in quell'area una delle possibili zone in cui sviluppare la loro attività. È circondata dalle colline di Sequals e per cui può essere utilizzata per particolari tipi di attività, ecco, che richiedono dei luoghi, ecco, abbastanza isolati. Chiaramente la scelta del comune sarà quella di privilegiare l'imprenditore che ha maggior solidità e che dia le maggiori opportunità di sviluppo occupazionale per Travesio e per i comuni vicini. Considerando la finalità che ci siamo posti, il comune è anche disposto, insomma, a mettere in gioco delle proprie risorse, se non che ci ritroviamo di fronte al classico caso di cattiva burocrazia, nel senso che c'è la volontà del comune di acquisire l'area, c'è la volontà dell'esercito di cederla, però queste due volontà non riescono a trovare il punto di incontro. Dicevo prima che sono 2 anni che stiamo cercando di acquisire quest'area. Abbiamo avuto modo di interpellare più volte l'esercito, abbiamo fatto anche un viaggio a Roma, abbiamo interessato anche il Ministero della Difesa con un sottosegretario dell'attuale ministro Pinotti, che si è interessato e ha portato la nostra istanza nei tavoli di trattativa. Per quanto riguarda la cessione dei beni dell'esercito, le altre regioni hanno beneficiato del cosiddetto federalismo demaniale, che ha permesso ai beni dell'esercito che non erano di interesse strategico di essere ceduti, anzi di essere regalati ai comuni che ne facevano richiesta, con l'obbligo di darne un impiego economico entro i successivi 3 anni. Questo, che ha riguardato tutte le altre regioni, non riguarda il Friuli le ragioni a statuto speciale, per le quali le normative che regolano il demanio sono diverse, e tutto questo ha bloccato quello che è il passaggio di questi beni, che ricordo sono beni a cui l'esercito non ha più interesse, per cui dovrebbe essere una cosa naturale che vengano restituiti al territorio di appartenenza. Io dico una cosa, nel momento in cui l'esercito, la patria ha avuto bisogno di questi territori, Travesio ben volentieri glieli ha dati, glieli ha messi a disposizione, anche perché stiamo parlando di territori come quello della polveriera, ambiti dal punto di vista per esempio agricolo. Adesso che però l'esercito non li utilizza più, la patria non ha più bisogno, è forse il momento che ritornino nelle disponibilità dei singoli comuni, con l'obiettivo però corretto, che è quello di far sì che questi beni possano essere di aiuto allo sviluppo del territorio.